Nuovamente buona giornata con 7 in punto, l'occasione in questo caso, dopo il teatro, di parlare invece di cinema. E lo facciamo in questa seconda sezione di 7 in punto, lo facciamo in 4 ulteriori sottosezioni, anche se poi alla fine tutte ci portano allo stesso punto, ovvero parlare del film Naufraghi per caso. E cominciamo innanzitutto con il produttore, diamo il buongiorno a Thomas Toffoli, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori del Veneto, ma anche dal sud, perché proprio i Naufraghi per caso ha coinvolto un'attrice del sud. Ecco, Naufraghi per caso, dov'è che naufragano innanzitutto questi? Naufraga proprio per caso nel mare di Caorle. Ecco, non anticipiamo troppo, visto che poi avremo modo di parlarne, ma è un aspetto importante che ho voluto chiedere a Thomas Toffoli, perché sostanzialmente anche la sua attività di produttore è molto incentrata all'attenzione del territorio. Sì, nasce soprattutto per la promozione e la valorizzazione del territorio veneto, quale ho a cuore e dove vivo, proprio nella Marca trevigiana. Oltre che raggiungere l'obiettivo della recitazione del sociale per integrare i giovani, anche in difficoltà, ma l'obiettivo fondamentale è, attraverso questi film, promuovendoli all'Italia, all'estero e nelle varie regioni, valorizzare il territorio perché possa essere di una promozione turistica, portando turisti, superando anche un po' la crisi, in questo momento che stiamo vivendo. Ecco, il vostro film, Naufraghi per caso, ha avuto una passerella importante già alla scorsa mostra del cinema. Sì, devo ringraziare la Regione del Veneto, la Film Commission soprattutto il Presidente Luca Zaia, che ha rilasciato il patrocinio, e la Giunta, che hanno apprezzato proprio la nostra iniziativa cinematografica, che ha lavorato giorno e notte per realizzare questa grande opera. Per noi è stato un onore partecipare all'interno della 72esima mostra del cinema di Venezia, proprio per poter promuovere ancora una volta, per poter far vedere appunto i presenti ospiti stranieri da tutto il mondo che erano presenti, la nostra iniziativa cinematografica, dove ha riscontrato un grande successo. Vediamo intanto il trailer e vediamo appunto 3 personaggi Gegia, che tra poco sentiremo, Maria Teresa Ruta e via via tutti gli altri attori. Abbiamo con noi oggi anche Mario Buran, il regista è Alice Tonini, anche con noi tra poco altrettanto. Thomas Toffoli, nello stesso anno produrre Se ami la vita e produrre Naufraghi per caso, 2 opere diametralmente opposte, se possiamo dire, e sì. Con che difficoltà, in che modo? Questa parola diametralmente opposta è proprio la parola esatta, 2 cose opposte. Un film religione, storia, storico, la guerra. L'altro film si parla della comicità, riuscire a far ridere e conquistare il pubblico davanti allo schermo. Dall'altra parte riuscire a conquistare il pubblico all'interno, la conversione, la preghiera, ma anche trovare un'emozione, dove Se ami la vita è il titolo sulla storia del film di Se ami la vita, della Beata Madre Maria Pia Mastena, che nasce a Verona Bovolone e arriva fino alla Marca trevigiana, dove noi abbiamo voluto conoscere, che abbiamo conosciuto attentamente, ma è stata data un'idea durante le riprese di uno dei miei film, San Tiziano, dove giravo il castello del vescovo di Vittorio Veneto. Questa suora che custodiva il castello mi aveva chiesto così un pensiero sulla suora Maria Pia Mastena, se avrei potuto realizzare un film. Così è stata questa promessa e sono riuscito a realizzare questo film con un cast di oltre 200 persone, coinvolgendo tante persone sia in Friuli che in Veneto, e dove racconta proprio una storia, un film che merita di andare a vedere prossimamente al cinema e nei vari teatri, dove noi andremo appunto attraverso un tour a proiettare il film, dare la possibilità alle persone di vedere una vera storia di una suora che è diventata beata nel 2015 da Papa Benedetto XVI, proprio per un miracolo che ha ricevuto la figlia di Sandra Milo, Azzurra. Ricordiamo che Sandra Milo spesso è in TV e racconta con le lacrime agli occhi proprio grazie al miracolo che ha mandato Madre Maria Pia Mastena durante il parto, durante la nascita di Azzurra, che purtroppo clinicamente i medici la danno clinicamente morta. Grazie alle preghiere di Suor Costantina, una suora infermiera presente in sala parto, ha chiesto ai medici di poterla prendere e pregare, la bambina si sveglia miracolosamente, e da qui proprio hanno indetto il miracolo, e noi abbiamo avuto l'onore di riproporre questa scena che è all'interno del film, un film di oltre 72 minuti, che parte dall'inizio alla fine con grandi emozioni e facendo scappare sicuramente qualche lacrima tra il pubblico che abbiamo visto. Qual è invece la struttura di Naufraghi per caso? Naufraghi per caso nasce proprio dalle basi, da alcune idee
create all'interno di una storia di alcuni amici del passato, ex studenti, dove all'interno sono anch'io tra gli attori, dove siamo pluriripetenti e finalmente riusciamo a superare l'esame ed essere promossi. Poi via via ci promettiamo di ritrovarci un domani durante la nostra attività lavorativa. Io sono un agente di turismo dove organizzo una crociera, una gita. Difatti partiamo con una gita, ma non con una nave da crociera, ma con una barca tipica di Caorle, il Bragozzo, proprio per promuovere il litorale caorlotto, e lì ci ritroviamo, saliamo tutti in questa nave, questa barca, e lì accade un po' di tutto e di più, fra le comicità, fra giustamente il comandante, che è la nostra carissima Geggia, che ci fa morire da ridere, e anche una guida turistica straordinaria che è Maria Teresa Ruta, la quale ha aderito al nostro progetto. Per questo vanta una grande ambizione per aver avuto questi personaggi autorevoli che hanno aderito alla nostra produzione e al sostegno dei film che vengono girati in Veneto, per promuovere il Veneto e per lanciare i giovani che vogliono entrare nel mondo del cinema. Questo è il mio obiettivo. Abbiamo visto un ammaraggio, abbiamo visto anche il titolo che riporta la regia di Alice Tonini, ed è proprio Alice Tonini che tra poco sarà qui seduta a fianco a noi. La nostra regista. Grazie intanto a Thomas Toffoli per questa prima parte che ci ha permesso di capire intanto il contesto di Naufraghi per caso. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori, arrivederci a Naufraghi per caso e Film Siamo la vita. Arrivederci. E a tra poco. Dopo il produttore, la regista del film Naufraghi per caso. Un buongiorno, in questo caso va Alice Tonini, ben trovata. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, l'emozione di questo film, visto che è stata l'opera prima o comunque insomma tra le prime opere. Esattamente, per la precisione come opera completa, dove ho scritto soggetto, sceneggiatura, regia, fatto costumi e make-up, insomma è la mia seconda opera. È stata una grandissima emozione, adesso insomma mi auguro che questo film si possa vedere il più possibile, perché merita, fa ridere veramente un po' a tutti, dai piccini ai un po' più grandi, insomma fino agli anziani. Alice fresca di laurea e comunque con un'esperienza a 360 gradi in qualche modo che vuol fare all'interno appunto della cinematografia. Esattamente, bisogna destreggiarsi un po' nel fare tutto, insomma quando poi si è studiato tecniche artistiche dello spettacolo come ho fatto io, più si fa più si impara, e insomma anche in questi giorni c'è il corso in Accademia in Scena fatto da Geggia e io insomma partecipo come studente, quindi bisogna sempre imparare dai più grandi, no? Bisogna sempre farsi un'esperienza e mai sentirsi dei grandi nonostante il titolo, quindi bisogna sempre andare a testa alta ma non troppo. Ecco, è più facile da questo punto di vista poter girare in tempi più lunghi oppure dover concentrare riprese e tutto quanto? Allora, i film che ho girato io sono sempre stati girati in tempi molto brevi, le dirò, il primo l'ho girato in 5 giorni, il secondo in 3 giorni, con un grande lavoro da parte di tutti, dello staff, soprattutto dietro le quinte, insomma la frenesia anche da parte degli attori, è un insieme di cose insomma che stimola molto, fa dare anche il meglio di sé, però a volte bisogna andare bene alla prima, quindi non si può fare insomma svariati ciak, come invece succede quando si hanno tempi un po' più lunghi nel fare film, insomma. Abbiamo visto le immagini dell'ammaraggio, del tuffo dalla barca, dell'assalto dei pirati e... Allora, si può dire una chicca su questo, diciamo. Nel senso che il tuffo che voi vedete lì, che noi stiamo per fare, è finto, nel senso che il film è stato girato in un periodo in cui faceva ancora molto freddo e tantissime attrici avevano insomma la febbre, l'influenza e non avevano neanche né la forza fisica né la voglia mentale di tuffarsi in acqua veramente. Quindi chi vedrà il film scoprirà che invece di bagnati come attori siamo stati solamente in 4, io come unica ragazza, ma insomma giustamente era il mio lavoro, se non lo facevo io è come quando sei un capitano, no? Proprio in questo caso è il caso di dirlo. Ci si immola per una giusta causa. Bisogna, assolutamente. E, insomma abbiamo cercato di salvare la salute di tutti, in qualche modo comunque ci siamo arrangiati con insomma il montaggio, è venuta comunque una cosa fatta bene. L'isola deserta invece? L'isola deserta, non si può dire se no si svela troppo sulla trama, nel senso che il film è svolto a Caorle, noi siamo dei caorlotti, quindi vogliamo incentivare il turismo, insomma promuoverlo a 360 gradi e insomma ci siamo allora Caorle, come dire, è l'apice, no, della popolarità come insomma sede marittima per noi veneti e vogliamo che il più possibile venga visitata, il Friuli a Trieste, e Rimini, no, in Emilia Romagna, da noi è Caorle, quindi
assolutamente promuovere anche la cittadina più antica che abbiamo. Lì si svolge invece questa trama che è del tutto moderna, quindi questa cosa contrastante, dove abbiamo questo capitano insomma esuberante che è Geggia, interpretato da lei, e tutti gli altri poi a seguire, insomma ognuno ha dato il suo contributo in maniera molto efficiente, questo sì. Sono stati bravi con la regista? L'hanno seguita? Abbastanza, a parte Geggia che ogni tanto voleva dare qualche sua idea che è stata anche utile, e la professionalità anche di Maria Teresa Ruto, insomma è venuto fuori un buon duetto tra loro due. Gli altri sì, insomma mi hanno anche seguita, nell'insieme è andato tutto bene, chiaramente quando poi si svolge il compito da passare da sceneggiatura ad azione, quindi poi proprio a dirigere, si può notare una differenza tra quello che si voleva e quello che poi è il risultato. La cosa bella è che mi è sempre andata bene perché il risultato è sempre stato superiore. Ecco, i confronti da questo punto di vista comunque servono naturalmente, anche all'interno di una produzione veloce da dover fare, ma certamente di qualità. Certo, sì, assolutamente. E ringrazio comunque tutti i miei collaboratori, professionisti, dal cameraman, insomma l'aiuto regia, che saluto insomma da casa, e niente, insomma ringraziarli perché insomma anche senza di loro il lavoro poteva venire peggio, no? E quindi grazie un po' a tutti. Grazie intanto a Alice Tonini. Tra poco invece con Mario Buran c'è qualcosa che gli devo chiedere dopo rispetto a quello che abbiamo fatto, che avete fatto nel film? Sì, assolutamente, perché c'è una peculiarità tra la sua vita reale e quella filmica. Ah bene, quindi adesso lo scopriremo tra poco qui a 7 in punto. Grazie a Alice a voi. Tonini. Grazie. A tra poco. Parliamo sempre di Naufraghi per caso, siamo con Mario Buran e siamo curiosi soprattutto. Poco fa da Alice Tonini, della regista, abbiamo saputo che c'è un qualcosa che lega l'esperienza nel film con la vita di tutti i giorni. Qual è, Mario? Sì, infatti io, avendo un'autoscuola nel film, ho scelto di fare il protagonista, quello che fa il lavoro dell'autoscuola praticamente. Ecco, quindi... E quindi questa è la cosa che si collega. Poi nella vita naturalmente però c'è anche un'altra lunga esperienza appunto di teatro amatoriale. Sì, teatro amatoriale, altri settori dello spettacolo, che sono sempre stato appassionato di questo, e poi ho avuto la fortuna di incontrare, mentre stavo facendo una passeggiata al mare, di incontrare Thomas Toffoli, che è il fondatore dell'Accademia in Scena di Vittorio Veneto, il quale ha trovato in me delle caratteristiche e mi ha dato questa opportunità di girare dei film. Infatti ho già fatto parte di 5 film, tra i quali l'ultimo, Naufraghi per caso. Ecco. In una passeggiata in spiaggia cos'è che incuriosisce un produttore? Si toglie anche questa curiosità. Come è stata quella volta che vi siete incrociati? In effetti è perché io già lo conoscevo, ecco. già lo conoscevo perché lui aveva frequentato la mia autoscuola, e dopo diversi anni, dopo lungo tempo direi, ci siamo incontrati ancora e lui mi ha appunto spiegato quello che faceva, e quindi mi ha dato questa occasione, questa opportunità. Ecco, e le vostre strade si sono incrociate, insomma. Tra gli amici protagonisti del film in Naufraghi per caso, com'è questo gruppo di amici? Beh, siamo degli amici che, come spiegava la regista Alice Tonini, andiamo a scuola per recuperare gli anni persi e poi ognuno ha trovato un lavoro. Beh, non voglio dilungarmi di molto perché poi il film perde un po'. Esatto, non va anticipato. Parliamo appunto allora invece dei 5 film fatti in precedenza, all'interno appunto, quindi paragonando l'esperienza con Naufraghi per caso, sempre ruoli legati in qualche modo al comico o anche ad altre... In linea di massima legati al comico, come Biancaneve e i Sette Nati Sfigati, oppure c'è stato anche il film, Naufraghi per caso l'abbiamo già visto, e quello religioso, Se ami la vita, lì ho fatto una breve parte, però ovviamente non era comica, però ne vado fiero, mi ha gratificato perché è un film che quando noi l'abbiamo portato nelle sale cinematografiche abbiamo avuto un grosso riscontro, e quindi questo dico, anche se ho fatto una parte breve, dico, però è in un film importante. Ecco. Ecco, non era tra quelli del tuffo? Io ero tra quelli del tuffo. Quindi abbiamo 2 coraggiosi su 4 quest'oggi intanto. L'acqua non era proprio alta. Si poteva. La cosa che le lascia di più questo film in particolare?
questa esperienza? Ecco, questa esperienza mi lascia molto perché ho avuto l'occasione di girare con una attrice, diciamo, nazionale, conosciuta da tutti, la famosissima in arte Geggia, la famosissima Antonacci, che sappiamo tutti ha girato film con De Sica, Boldi e Bud Spencer, e quindi girare un film con lei è stata una fortuna che non può capitare tutti i giorni, di certo. E poi ho imparato molto anche perché lei insegna in questa scuola di Thomas Toffoli e quindi io frequento e cerco di apprendere il più possibile, anche se non riuscirò mai, poi mai ad essere a livelli, ma intanto diciamo ci si diverte, ecco. Si partecipa per questo, anche appunto per avere la possibilità. Grazie dunque allora a Mario Buran, attore, protagonista appunto in Naufraghi per caso, ben trovato, e ci ha anticipato anche alla prossima chiacchierata. Ecco, anche a lei come dice chiedo la stessa cosa. A Geggia cosa posso chiedere? Ma, a Geggia può chiedere i numerosissimi film che ha fatto, perché ne ha fatti moltissimi. E quello che magari può chiedere a me più che a Geggia, com'è poi nel privato. Geggia è come nei film, è una simpaticissima, è una comica, è una persona che stai bene insieme, quindi voglio dire, è come quando gira i film praticamente, anche. Benissimo, pronti dunque a conoscerla, grazie a Mario Buran. Grazie a voi dell'invito, buongiorno. E tra poco qui a 7 in punto. Thomas com'è, mi dicevi che non è... Antipatico. Alice? Tirchio, capito? Alice s'atteggia, già grande regista, è brava, Mario, molto Mario brava. invece? Mario tende un po'... così, è un po'... Ben trovati, buongiorno. Salve! Ultima parte di... Dai, lo sapevamo che eravamo in diretta Sì. e abbiamo scherzato perché Thomas Toffoli è un grande, è veramente una persona meravigliosa, Alice è veramente una ragazza che si fa e continuerà a farsi. Mario Buran, cosa dire di Mario Buran? Cosa dire? Non lo so. No, Mario Buran, no, persone deliziose, altrimenti io non sarei qui per la terza volta. Perché la prima volta è quando, insomma, sono venuti a Roma, il Toffoli, ha detto dai Geggia, dai, che c'ho questo lungometraggio, lo chiamerei, sì, un filmetto, insomma, molto carino, però fatto molto bene, anche perché purtroppo la nostra bella Italia non dà molta spazio e soldi ai imprenditori bravi, a registi giovani, attori che si vogliono fare. Non gliene può fregare di meno, stanno chiusi nel loro salotto, non dico chi, chiusi un po' come i cavalli, capito? Non fanno questa apertura, cosa invece che dall'altra parte forse un pochino di più lo fanno. Non sono qui per parlare di questo, ma per parlare di Toffoli. Cosa dire di Thomas Toffoli? Thomas Toffoli che è veramente un personaggio, bisogna conoscerlo. Thomas Toffoli, ricordiamo che adesso noi stiamo parlando, ma è la quarta parte appunto in che cui... bel ragazzo che sei, ma sei sposato? Sei sposato? No, convivo, Ah, nel peccato, Vabbè, ma nel non so peccato che a tanti anni. Sto scherzando, non perdiamo tempo, parliamo di cose importanti. Parliamo di questo film, Naufraghi per caso. Naufraghi per caso, che grazie a questo film io sono finalmente andato al Festival di Venezia. Toffoli mi ha portato, dopo 40 anni di carriera, al Festival di Venezia. Io che sono stata, ho fatto film con Manfredi, con Nino Manfredi, con Alberto Sordi, il Tassinaro, ho fatto film con Franco Ciccio Grassia, con Gigi Andrea, Banfi, Bombolo, tutti quasi morti, Bud Spencer. Posso... 20 film e miniserie, 7 fiction, 18 programmi televisivi e anche 10 CD. Sì, non lo sapevo. Ho sbagliato tanto? Non lo so, perché io non li conto. Ecco, io li conta Wikipedia, non li conto che io. che bella. Sì, beh, insomma, avevo 16 anni un bel po' quando di ho cominciato, questa. ce n'ho 56. Diciamo, tanto lo sanno tutti.
hanno scritto sui giornali ultimamente 59, no, No. sono del 59, ma non ho 59, ce n'ho 56. Vabbè, comunque detto Questi questo. giornalisti che cambiano tutte le carte in tavola, no? No, ma se sbagliano sono distratti, stanno a fare la spesa mentre scrivono, capito? Bisogna anche capirli, il bambino piange, capito? No, vabbè, li voglio bene i giornalisti, perché senza di loro noi non venderemmo i nostri prodotti, diciamo la verità. Siete importantissimi, importantissimo sei tu. Che fai stasera? No, vabbè, dai. Vado a vedere Naufraghi per caso. Ah, bravo, bravo. Sì. Dunque, Ecco, la domanda era Thomas In Fosfoli. accademia, invece. Sì, perché anche a questa questo bellissima appunto, accademia che ne io... ne abbiamo parlato appunto a più riprese, è venuto fuori Accademia in Scena Sì, a Vittorio Accademia Veneto. Scena. Che guarda caso si Quando chiama come la mia accademia che ho a Roma da 16 anni, che Mm. si chiama Attori in Scena. Quindi ci siamo trovati. Ma lui è bravissimo, perché lui prende prima le persone che vogliono fare questo mestiere e che non possono avere la possibilità di andare a Roma, a Milano, perché costa, non è che stiamo proprio in un momento florido. Lui dà questa possibilità ed è geniale, è bravissimo, è una persona veramente buona, speriamo che non cambi col successo che ha e che avrà sempre di più. Fa questa accademia, li prepara e poi gli fa fare i filmetti, li fa fare i lungometraggi, li fa fare le cose che fa lui, le produzioni che fa lui, che comunque poi alla fine, devo dire, girano tantissimo, perché è un grande. Noi abbiamo un altro festival giovedì, ne ha fatti una settantina di festival in questi mesi. È scatenato il Toffoli, tant'è vero che abbiamo deciso di unire. Stanno andando le Sì, immagini, sì. mi sono divertita molto. Essere il capo comitiva posti qui, in pratica. bellissimi, perché avete veramente dei posti meravigliosi. Tra l'altro mi sono anche sposata 30 anni fa con c'è il mio telefono che suona, ma non ha importanza, perché sai, Non si ultimamente sente. sono un po', ma non voglio parlare di nulla che riguardi un minutino, un minutino minutino. così, giusto per, sono andato su una Giusto parte, per, eccetera. così il telefono smette di suonare. Allora, No, ho vabbè, sposato il chiaro veronese in prime discorso. nozze, che purtroppo 3 anni fa è venuto a mancare, quindi io adoro il Veneto. Che conoscevi già in precedenza comunque il Veneto. Diciamo, a parte Verona, a parte tutto, per Sì. Caorle e gli altri posti sono stati una scoperta nel film. Sì, ma bellissimi, veramente posti bellissimi. Ma l'Italia è tutta bella, perché allora che dovrei dire dei posti miei, Gallipoli, Galatina, Bari, dove anche lì faccio tantissime cose, insomma veramente, poi Roma, adoro, Milano è bellissimo, Firenze, Bologna. Una curiosità, visto che hai citato Sì. il Salento, Salento che è un po' come Prezzemolo nel cinema attuale, quindi vuol dire che le film Sì, commission funzionano bene ma non lì. per i salentini però, No? non per i pugliesi, non parliamo di salentini, Tutte parliamo da della fuori. Puglia. No, diciamo che loro stanno dando miliardi, la regione, no? La Film Commission a Puglia, a quelli che vengono da Roma con gli attori già loro romani, no? E usano il territorio, si acchiappano i soldi, si fanno i film in questi posti bellissimi, ma di attori pugliesi che si lamentano e piangono perché non lavorano e non hanno la possibilità di andare a Roma, non hanno amicizie, dei salotti, no? Perché sono dei club molto privati, no? Da questa parte, ecco, non danno spazio. Quindi o sei la moglie, o sei la sei in quel giro e non entri, perché solo loro sono molto di cultura, solo loro sono intelligentissimi, perché tutto il resto, tutte pecore, su tutti, capito? Vabbè, ma non voglio parlare di questo. No, però è Ed buono è sapersi questa è una cosa che le io non film di Veneto. capisco, non capirò mai. Mi sono anche scontrata col presidente della Film Commission a Puglia, col direttore della Film Commission a Puglia, con diversi personaggi della regione Lazio. Mi sono molto scontrata perché ho detto: ma scusate, ma se posso sapere, perché lasciate perdere me, io vivo a Roma, i filmetti li faccio, ho fatto anche adesso uno che esce a marzo, che sì, con Gianfrancesco Lazzotti, che è un regista molto intelligente, amico mio, col quale ci ho fatto Linda il Brigadiere, con Nino Manfredi, ci ho fatto 1 miliardo di fiction. Questo film è con la Capotondi, con Teresa Magnino, insomma un film veramente molto bello, girato in una balleria romana, perché lui è mio amico, mi conosce, abbiamo insieme la scuola, facciamo l'accademia insieme di recitazione, edizione, fonia, storia del cinema, storia del teatro, perché non tutti sanno che ho 2 lauree, una è lettere, presa veramente studiando. Allora, 4 anni all'Università La Sapienza di lettere, storia del teatro, indirizzo, e 5 anni psicologia dell'età evolutiva. Per cui io lo farò anche nella scuola di Thomas, nella sua accademia. Io sto facendo questi 3 giorni, un full immersion, dove faccio il metodo Stanislavski, commedia dell'arte, edizione, fonia, e poi sottotesto Stanislavskiani, cominciamo a leggere i classici che io adoro, li so tutti a memoria quasi.
da Tennessee Williams, il tram si chiama Desiderio, a Garcia Lorca, casa di Bernardo Alba, uno non si aspetterebbe questa cosa da me, ma non fa niente. Perché non si aspetterebbe? Perché ho sempre fatto un po' il clown, no? Il mio mestiere è quello di far ridere le persone, ma il numero di telefono me lo puoi dare tu? Ma certamente. Hai visto? Questi sono i tempi comici, Anzi, no? Che mettere le cose che fanno ridere. Grande Checco Zalone in questo momento, che tutti ne parlano, ah sì, sarà. Quando uno è successo non si discute. Basta, devi stare solo zitto quando c'è successo. Allora, io mi perdo nei discorsi, non mi ricordo più che te stavo a dire. Grande Thomas Toffoli! Stavamo parlando di politica, stavamo parlando. No, non dai, parlare di 30 politica. secondi, ma ti candidi con Salvini? No, non si sa. No. È presto, è a giugno, poi siamo tutti al mare. Che Deve essere ufficiale quando l'hai parlato con il grande capo. Sì, se il grande capo mi dice di sì, io mi ritrovo in lui in tutto quello che dice ormai da mesi, in tempi non sospetti. Però devo dire che sono venuti i miei amici di Gallipoli, dove io abito e faccio le stalie, io sono di Galatina, a 2 passi da Gallipoli. D'Alema, Gallipoli. Sì, beh, è stato Zona, il feudo sì. di D'Alema, io anche ero piccolina, mio padre era di sinistra, un grande uomo in cui credeva veramente la sinistra, c'è morto a luglio, a 90 anni, il mio papà adorato, medico, chirurgo, cardiologo, però era un'altra sinistra, non è quella di adesso che sta sbagliando delle cose, che non mi piace quello che sto facendo, ma per carità, io non voglio parlarne male, non mi ci mettere le cose, tutti mi stanno chiamando per andare, io non sto andando, io sono venuta qui a parlare di Thomas Toffoli. Perfetto. Mi piace Salvini, quello che dice, poi io sono di quella corrente ormai da tanti anni, berlusconiana, e quindi non lo so, sono venuti quelli di Gallipoli, però non sono venuti quelli del Borzano, questo vorrei far capire, che è venuti quelli di Gallipoli, noi con Salvini a Natale a casa mia, mi hanno detto, persone per bene, persone che io adoro, mi hanno detto ci dai una mano, io ho detto perché no, vi do una mano, anche perché quello che lui dice, quello che voi scrivete, quello che voi volete fare per Gallipoli mi sembra giusto, però vediamo anche inerente a quello che devo fare, perché insomma voglio dire, io campo di sto lavoro, no? C'ho mamma, come faccio? Gli hanno pure levato la pensione a mamma, che c'era una pensioncina. Che? Ci pensi quindi allora? Ci sto ancora pensando, sì, devo vedere. Mamma c'era una pensioncina come tutti quelli dell'età di mia mamma, i giovani della terza età, che hanno 75, 70 anni, 80 anni, eccetera, che vivono con niente, ed è una cosa, vedi, mi fai parlare, volevo anche fare politica, che poi la politica è fatta da noi facciamo politica tutti i giorni e ci capiamo più noi, gente del popolo, che quelli che stanno là dentro, coi paroloni e con le cose. Vabbè. Come hai fatto politica all'interno del film? Come ho fatto politica all'interno del film? Hai fatto politica anche quando eri capo comitiva all'interno della barca? Difficilina. La vita è un Come sogno devo o i sogni pensare? aiutano la vita a vivere meglio? No, per favore, non mi parlate per carità. No, non fammi fare nomi perché insomma, no, per carità, io stimo tutti, io capisco tutti, e quando dico tutti, aiuto tutti, e quando dico tutti, ho più amiche io che hanno cambiato sesso, non le chiamo trans, perché è una brutta parola, io chiamo persone che hanno cambiato sesso perché non si trovavano bene in quello che era la loro natura. Sono amica di tutti, amica di te, pure quelli di sinistra, perché io vado con le persone, non vado con i partiti, poi sono anche belle persone a sinistra. Diciamo che parliamo di Toffoli, la politica di questo film. Allora, innanzitutto io sto facendo lezione a Vittorio Veneto, concentrata, ho 20 allievi meravigliosi. Spero che insieme vogliamo fare anche una produzione di un prossimo film, un lungometraggio, forse una puntata zero di una fiction. Insomma, quindi vediamo. c'è il possibile sbarco in TV anche, diciamo, comunque con un format televisivo. Se io già lo sto facendo al Sud, una grossissima emittente, che sta andando benissimo, si chiama Avanti Tutti Show, e stiamo facendo anche lo spettacolo, stiamo mettendo di musica e risate, molto divertente per fare le piazze, perché quello è il mio lavoro, far ridere la gente, cantare, ballare, zompare, suonare. E poi, questa però è una promessa che mi devi fare, io con te non ci esco perché sei fidanzato, però la promessa che mi devi... Ma tu pure sei fidanzato? No, quando mai? No. No, non sono più fidanzato, sono sposato, sono niente, io ho chiuso, io ho mamma. I giornali... Quali giornali? Tutti. Che hanno scritto? Toy Boy... Ma di che? Ma quale Toy Boy? Un cretino che mi faceva la corte, ha fatto di tutti. Io poi sono andata alla mia amica Barbara D'Urso, ma poi non sono più andata da nessuna parte, di questo mi dovete dare atto. Sono andata lì perché se siamo fatte due risate, perché lui faceva così, però l'ho detto anche in diretta che
tra me e lui non c'è mai stato sesso, perché io non amo i bambini, non faccio sesso con i bambini di 23 anni, a me piacciono quelli tipo te, 50, quanta di te? 50, 54, 60 anni, li adoro! Viva i sessantenni, i settantenni, belli, maschi, veri, quanto mi piacciono! Allora, l'ho aiutato quel ragazzo, poi quel ragazzo è stato molto poco intelligente, perché ha cominciato a dire da solo interviste non intelligenti, faccio di qua, faccio di là, al che un giorno l'ho trovato, gli ho tirato una schiaffa, l'ho sbattuto per terra e ho detto: con me hai chiuso. Ma hai chiuso non come donna, non come sesso, come persona che l'aiutavo, ne aiuto tanti per quel poco che posso, perché già non mi aiutano, cioè non sono aiutata io vado avanti con una forza micidiale, con produzioni mie, tant'è vero che dopo Mamma Dance, dopo Sexy Dance, anche quest'anno esce la mia canzone Trash di Carlo Pirone con il testo di Salvatore Stano, che si chiama Baby Dance. Però c'è sempre la tematica culturale, sociale, perché quella è la violenza sulle donne, che bisogna essere forti e cominciare a menare a noi gli uomini, perché sennò ma questo invece parla, siamo tutti vestiti da bambini, e parla del futuro che noi stiamo rubando ai bambini. Infatti è carina, nel finale dice: la borsa crolla, la Cina affonda, forse ormai è troppo tardi, e i bambini ci dicono bastardi. Ed è bellissima, cioè Baby Dance, Baby Dance, Baby Dance. Faremo un video molto trash, perché mi piace questa parola, trash. E potrà essere l'occasione anche per tornare a trovarci qui, per in cucina magari. Per vedere che è successo, la mandiamo in onda. E poi con Toffoli abbiamo deciso di fare questa prima puntata mettendo dentro i ragazzi miei dell'Accademia, quelli di Bari, perché Bari, Veneto, fare questa accoppiata bellissima nord-sud, che è bellissimo, non esiste più, il nord e il sud staccati, ma esistono insieme, sono sempre stati insieme, tranne un momentino così, ma a tutti è permesso un po' di rincoglionimento. Allora, nord e sud si uniscono in un grande condominio, che si chiama condominio Toffoli, come abbiamo detto? Vabbè, un grande condominio dove c'è questa portiera che dovrei essere io, che si chiama Candida, che sa i fatti di tutti, molto divertenti, e dentro ci infileremo anche di tutto, capito? Succede di tutto, un condominio divertentissimo. Quindi già con un po' di anticipazione, insomma, ti permetteranno di riaverti, insomma, in Veneto, quindi questa più spesso. Sì, un po' qui e un po' al sud è girato. Un po' so. Cos'altro vuoi sapere? Dimmi, caro. Per chiudere, torniamo chiudendo parlando di Naufraghi per caso. È stata un'esperienza bellissima, perché io ormai mi posso permettere, a 56 anni, di scegliere quello che voglio fare. Certo, se mi arriva una cosa grandiosa, però io devo stare bene con le persone, devo avere persone che mi fanno star bene. Se io devo andare a fare una cosa grandiosa, che poi mi devono trattare male, sono isterici, è successo, ti tirano le sedie appresso, urlano, sono dei pazzi, io non la faccio quella cosa, ma che me ne frega? Tu lo sai che moriamo tutti, no? Lo sai che prima o poi non ci siamo più. E allora perché rovinarsi quei pochi anni che il nostro Signore ci ha donato? Ogni giorno è una festa, ogni giorno ci svegliamo e dobbiamo ridere, scherzare, perché prima di morire c'è tanta sofferenza, potremmo finire all'ospedale, avere malattie che ci fanno soffrire, non solo noi ma i nostri cari, che è ancora peggio. Ma allora perché rovinarsi la vita? Io lavoro bene con Toffoli e con tutti i toffolieri, che si inventava, con Alice, con il Mario Buran, che è un uomo di quelli veri, anche lui un po' come te, tosto e gagliardo, con tutti i ragazzi di Vittorio Veneto, con la famiglia dei Toffoli, che sono tanto bravi, c'è un bambino che è un amore, mi adora. Bisogna stare bene, e io con loro sono stata bene, stiamo allungando, ma se tu mi continui a parlare io continuo. Non è che... abbiamo 12 ore, per cui non c'è problema. Ecco, no, tesoro, quanto sei carino, beata la tua donna. Andiamo a cena direttamente, andiamo dopo, giusto? Sì, andiamo a cena. Capito? Per cui io ormai lavoro solo con le persone che mi fanno star bene. Come uno comincia a farmi stare male, anche se mi propone di fare Ben-Hur, no? Io gli dico, fatelo con chi te pare, arrivederci, mi vado a vedere i pacchi e me ne vado. Cioè no ragazzi, non si può. Si fa le cose con il cuore, con calma, con il riposino il pomeriggio di un'oretta, che niente leva, ma fa bene. Mangiare, avere il tempo per cenare, per ridere, scherzare, vedersi un filmetto, leggere un bel libro, andare al cinema, andare a teatro, che so tutti sti cose, tanto le cose se devono venire vengono. Se non hanno da venire, non vengono. C'è sempre quello lassù che alla fine comanda.
tutti. E quando dico tutti, dico tutti. Tutti. Giada, io ti ringrazio tantissimo. Sì, devo dire qualche altra cosa, Toffoli? No. Grande Toffoli, quindi La Accademia, la voce Vittorio Veneto, dalle quinte. film, Quindi, Naufraghi per caso con la grande Maria Teresa, amica mia. per chi vuole venire a salutarti, anche a Accademia Scena ogni tanto quanto passi, ogni quanto ci sei? Dipende da Toffoli, ma pure anche dai miei impegni. Io adesso da qui Altrettanto. che starò una settimana c'è anche la finale di un festival, e dove? Cittadella. A Cittadella. E quindi ringrazio anche Cosentino, Rocco Cosentino, organizzatore. E io poi venerdì riparto perché ho la scuola a Roma il sabato, tutti i sabati, e ho 30 persone. E poi domenica dovrei andare in Puglia perché ho le prove con il gruppo, ho anche lì da fare delle cose e vado anche a vedere se affronterò quest'altra esperienza, ma sempre non da politico, ma da persona che va a parlare e va per il popolo, la voce del popolo, con il popolo, manco da sola, con il popolo. Ma poi si vedrà. Si Darsi vedrà. pure che mi Comunque, dicono, siamo curiosi "Già, appunto. ma che vuoi, ma vattene", Quando- io dico obbedisco. Pronti. Curiosi anche di questa esperienza di Gela. Grazie ancora per essere stata con noi. In bocca al lupo per questo film e per tutte le tue 3786 cose insieme Sì, che ho riesci fatto sempre anche a il fare. medico in famiglia, 2 puntatine, che va in onda però a ottobre. A ottobre. A ottobre, se siamo sempre vivi a ottobre. E mi hanno chiamato dicendo: se te candidi te cancelliamo. Accomodatevi. No, non accetto. Che voglio dire, finché a febbraio, marzo, durante le elezioni, sempre, se io posso anche capire, no? Perché ci sono il conflitto di interessi. Una cosa registrata a luglio, 2 minuti, no? Niente di che. Quindi E tu mi chiami, mi dici, te cancello per il giorno che mi ha fatto lavorare. ti si potrebbe non vedere quindi. Per un giorno mi ha fatto lavorare. Può darsi, sì. Vabbè, ma mi vedete là, ma mi vedete da un'altra parte, non c'è problema, vengo qua. Che differenza c'è tra qua e Rai 1? È meglio 2 qua? minuti. È meglio qua? È meglio qua, 100.000 volte. Grazie Se Giada. fanno i ricatti stupidi. Grazie mille Giada. Grazie a te. Buona giornata e buona giornata a voi. 7 in punto torno come di consueto domattina alle 7. Arrivederci.